sto evitando le cene, sto evitando, quelle cose che magari fino a 2, 3 settimane fa erano, usuali. Grandi elettori veneti, niente cene, incontri, nemmeno la messa. Modalità zero contatti per Roberto Ciambetti in vista della prima votazione lunedì prossimo per eleggere il capo dello Stato. I contagi volano ed il timore che un'improvvisa positività possa bloccare la partenza c'è. È accaduto la scorsa settimana al capogruppo del PD in regione, Giacomo Possamai, assieme al presidente Zaia, l'altro grande elettore veneto. Risultato positivo proprio il giorno dell'elezione. Oggi Possamai si è negativizzato e quindi può guardare con serenità l'appuntamento del 24 gennaio. La preoccupazione di questi giorni, il fatto di essere stato trovato positivo al Consiglio la scorsa settimana, oggi ha lasciato posto alla soddisfazione, alla gioia di poter rappresentare il Veneto dalla prossima settimana. L'impegno è quello di rappresentare il nostro territorio e l'auspicio è di eleggere un Presidente della Repubblica di cui essere orgogliosi. I lavori in Consiglio regionale non si possono fermare, ma l'accesso all'aula è consentito solo dopo tampone negativo. La nostra attività non può venir meno in questo momento, però sicuramente le occasioni, chiamiamole di contagio o di rapporti troppo amplificati, le sto limitando proprio per, esser presente a Roma dal lunedì prossimo. Intanto, nel merito del candidato al Colle, dopo la frase sibillina di Salvini su una sua prossima proposta convincente per tanti, se non per tutti, che sembra dare il ben servito a Berlusconi, in Veneto si guarda al Quirinale con un occhio rivolto a Venezia. Se lunedì, 24 non ci sarà una votazione, chiamiamola, risolutiva, si lavorerà comunque anche nei giorni successivi per trovare, io mi auguro, una figura, sia Berlusconi o sia qualcun altro, che possa far bene al sistema paese, possa far bene, io mi auguro, al regionalismo italiano e anche alle richieste di autonomia che partono dal Veneto.